A distanza di un mese da quando si sarebbe dovuta disputare davvero questa ottava giornata del girone di andata, va in scena il recupero tra la Reale Mutua Fenera Chieri e la matricola della 1, la Delta Despar Trentino. Dopo essersi affrontate già in B1 e A2, questo 11° confronto ufficiale tra le due formazioni, il primo dunque nella massima categoria, termina dopo appena un'ora di gioco con la vittoria di Chieri per 3-0. Nel primo set un avvio giocato punto a punto fino al primo time out di Trentino sul 15-11, che permette però alle padroni di casa di allungare ulteriormente fino al massimo vantaggio sul +7. Seppur con molti errori a servizio da ambo le parti, alla fine il video check chiamato da coach Bregoli sul 24-13 che conferma il money out vincente di Capitan Perinelli. Nel secondo parziale l'equilibrio iniziale dura fino al primo time out bianco-blu sull'8-8. Le collinari riescono però in tutti i fondamentali di gioco, specialmente nel muro difesa, costringendo così coach Bertini a forzare con 3 cambi all'interno della sua formazione. Gli ospiti devono infine arrendersi sul 25-20 finale. Coach Bertini esaurisce però i suoi time out discrezionali già sul 14-6. Nonostante il tentativo di Trentino di rimanere in scia con gli attacchi di Piani e Melli, deve poi alzare bandiera bianca sul -10, arrendendosi alle ottime percentuali di Perinelli e ancor più di Mazzaro, che chiudono così i giochi sul 25-14. 3 punti importanti per la classifica di Chieri, che blinda così la quinta posizione matematica nel girone di ritorno, nonostante le 3 partite ancora da recuperare. Titolo MVP assegnato alla regista bianco-blu Francesca Bosio a referto con ben 2 punti. Sì, ci tenevamo tanto, eravamo carichissime, era una partita importantissima soprattutto perché dopo la partita con Conegliano insomma noi avevamo bisogno di ritrovare un po' il nostro ritmo e non c'era niente di meglio che fare 3 punti in casa, quindi siamo contentissime.